stadio Valle Fuoco di Mugnano, sesta giornata del campionato di Serie D per il girone I. l'FC Giuliano 1928 ospitava la SD Marina di Ragusa Calcio in una partita dall'altissimo tasso emotivo, palpabile infatti il clima di commozione per la scomparsa del presidente campano Salvatore Sesti. Le fanno il loro ingresso in campo le due formazioni dietro il fischietto designato Claudio Allegretta e la sezione di Molfetta, assistito da Luca Mascali di Paola e Paolo Cozzuto di Formia. Un minuto di raccoglimento anche al Valle Fuoco. A seguire verrà tributata la famiglia del compianto presidente dei due capitani, rispettivamente Crescenzo Liccardo e Salvatore Di Carlo, quando noi, grazie alle nostre grafiche, intanto andiamo a scoprire i 22 protagonisti di questa sfida. 4-3-3 per il Giuliano, 4-2-3-1 invece per il Marina di Ragusa, e si schierava con Di Carlo tra i pali, linea difensiva composta da Iannò, Mancuso, Giuliano e Mauceri. In mediana ci vanno Rizzo e Mauro, trittico di mezze punte composto da Iannizzotto, Bonfiglio e Puzzo. Dietro l'unico terminale Cobelli, solo panchina inizialmente per Mistretta, quando grazie alle immagini che ci pervengono da Luigi Patuzzo possiamo apprezzare il momento di commozione allo stadio Valle Fuoco di Mugnano. Fischietto alla bocca per il direttore gara Allegretta e si può partire. Prima iniziativa portata avanti da Bonfiglio sul versante mancino, che prova a penetrare in area di rigore, lascia andare il mancino che termina però alto sulla porta difesa da Marco Mola. Ancora Marina di Ragusa in avanti poco più tardi con Iannizzotto che prova a mettere nel mirino lo specchio della porta avversaria, riesce a distendersi alla propria destra l'estremo difensore campano Giuliano, che reagisce al decimo dall'altro lato col tentativo alto però di Ruggeri. Ci prova allora Liccardo sugli sviluppi di un calcio piazzato, il suo tentativo a giro però non impensierisce più di tanto Di Carlo. Minuto 27, ci prova allora Bonfiglio, soluzione velenosa, riesce a distendersi però Mola con l'ausilio del palo, mantiene la propria porta inviolata. Proprio allo scadere però della prima frazione di gioco viene atterrato al vino così da Mauceri, indica allora il dischetto del calcio di rigore. Il direttore di gara Allegretta sul punto di battuta si presenta De Vena, soluzione potente e precisa che va a gonfiare la rete alle spalle di Di Carlo. Cambia il parziale allo stadio Valle Fuoco Giuliano in vantaggio proprio allo scadere della prima frazione di gioco, quando i supporter delle Tigri si fanno sentire. Fanno il loro ingresso in campo per la ripresa le due formazioni. Marina di Ragusa tutt'altro che restio in questo secondo tempo, infatti subito in avanti il tentativo dalla sinistra, svetta Giuliano, che parata però di Marco Mola che nega il gol del pari al numero 6 Mazzariddaro. Ci riprova allora il Marina di Ragusa con Mauceri che serve Rizzo, prende il fondo Rizzo, palla dentro, non arriva né Puzzo né Mistretta da pochi passi a ribadire in rete. Ci prova allora, ci pensa sempre Domenico Mistretta, sesta rete, sfrutta l'Arachiri di Mola e riequilibra il risultato 1-1 ora allo stadio Valle Fuoco di Mugnano. Il Marina di Ragusa ha pareggiato col proprio bomber Domenico Mistretta al 22esimo del secondo tempo. Minuto 38 però della ripresa. Qui recupera palla infatti Manzo, penetra in area di rigore, atterrato Manzo, indica ancora una volta il dischetto. Il direttore gara Allegretta per la seconda volta in questo incontro dagli 11 metri si presenta De Vena, tu per tu con Di Carlo. De Vena spacca la porta, doppietta servita e 2-1 per le Tigri che tornano avanti a 7 minuti dal termine. Nel tripudio generale dello stadio Valle Fuoco, 6 i minuti di recupero concessi, durante il quale proverà a insidiare ancora una volta la porta di Di Carlo Tarascio. Dall'altro lato del Marina di Ragusa in pieno recupero a due occasioni clamorose, la prima con Iannizzotto che non riesce ad arpionare questo pallone dalla destra. Sempre dallo stesso binario, pallone scodellato dentro, prova ad avventarsi a Liubaldè, tocca però il pallone con la mano, viene fermato tutto dal fischietto di Molfetta. Terminerà così allora allo stadio Valle Fuoco di Mugnano. Giuliano batte Marina di Ragusa per 2-1, decide la doppietta di De Vena inframezzata dalla rete, la sesta in campionato di Domenico Mistretta. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come sempre alla prossima.